L'urgenza non giustifica certo la maleducazione e la mancanza di rispetto. Le immagini che state vedendo sono state riprese dalle telecamere interne della pasticceria Graziati in Piazza della Frutta a Padova. Si vede un uomo entrare nella sala da tè riservata ai banchetti e quindi al momento vuota e urinare sul pavimento. Il bagno si trova proprio accanto alla saletta e quindi non si capisce come mai l'anziano immortalato dalla telecamera abbia scelto di compiere un gesto così maleducato. Il titolare della pasticceria è ancora sbalordito. In tanti anni che sono qua, che sono quasi 40 personalmente, c'erano 4 turisti stranieri di lingua tedesca, ben vestiti, tranquilli, sui 65 anni, 2 maschi e 2 femmine, uno dei 2 maschi era anche in sedia a rotelle. L'altro maschio a un certo punto si è alzato, è andato giù in bagno e anziché andare in bagno, anziché prendere la porta del bagno, ha preso la porta a fianco nella nostra sala, in una delle nostre sale da tè. I miei camerieri hanno trovato una pozza per terra, mi hanno detto per piacere vai a vedere sulle telecamere cosa è successo e incredibilmente abbiamo visto questo signore che si è preso i pantaloni e ha fatto la pipì per terra in mezzo alla saletta da tè. Il signor Graziati lo ha cercato dappertutto. Sono andato in comune, che c'era il vigile all'entrata, ho chiesto se avesse visto questa persona, gli ho raccontato quello che era successo, gli ho lasciato il mio numero di telefono, casomai lo rivedesse, perché volevo denunciarlo. La stessa cosa ho fatto alla Cappella degli Scrovegni, al Museo degli Eremitani, ho lasciato la foto e ho lasciato il mio numero di telefono, ho raccontato quello che è successo, tutti quanti non ci volevano credere, e dicendo per piacere se lo vedete chiamatemi. Il gruppo ha pagato in contanti, quindi non si possono rintracciare. L'appello è così rivolto agli altri baristi del centro. Se li vedete chiamatemi al numero della pasticceria Graziati.